Il centenario della Grande Guerra ci porta in quel di Vittorio Veneto, dove Coldiretti Treviso ha voluto onorare la giornata del ringraziamento giunta alla 68esima edizione. L'occasione è anche per rilanciare il sostegno alle montagne bellunesi tramite un conto corrente apposito. Le festività di San Martino ricordano un momento della tradizione, quando i contadini, senza rinnovo del contratto di semina, incontravano nelle piazze i proprietari terrieri, al fine di stipulare i nuovi contratti per l'anno seguente. Proprio per ricordare questo momento, Coldiretti Treviso ha organizzato davanti al Duomo di Ceneda a Vittorio Veneto la 68esima giornata del ringraziamento, tema dell'iniziativa le diversità. Il 2018 è stato, contrariamente all'anno scorso, un'annata generosa, un'annata fortunata, in termini appunto di quantità e di qualità. Non è terminata perché abbiamo raccolto adesso del radicchio, ci sarà poi gli asparagi, perciò è a ciclo costante e continuo, però comunque direi che tendenzialmente, anche se guardiamo per esempio il campo delle olive e della frutta, è stata un'annata sicuramente generosa, ma soprattutto anche che ha premiato la qualità, è quello che a noi interessa particolarmente. Un argomento caro a Coldiretti, che onora e protegge le biodiversità che rendono unici i prodotti del Made in Italy agroalimentare. Poi la festa di ringraziamento chiaramente per tutti gli agricoltori e Coldiretti in particolare è una festa vera e propria, un'occasione per ritrovarci, un'occasione per condividere quello che abbiamo passato quest'anno, quello che è stato raccolto e ringraziare che ci ha dato questi grandi doni e questa terra generosa ogni anno riesce sempre a sorprenderci e a darci. Treviso è sempre un'agricoltura di primissimo piano, non solo da un punto di vista delle tecniche e delle tecnologie innovative applicate all'agricoltura, ma anche veramente nella ricerca di nuove idee e nuove opportunità per i giovani. Questa tradizione si rinnova sempre trasmettendo la passione ai giovani e quindi questo ovviamente ci permette di avere anche idee per il futuro nuove con prospettive interessanti per i prossimi anni. Una giornata di festa che ha rivolto un pensiero di solidarietà per i territori e le aziende agricole del Bellunese colpiti dall'ondata straordinaria di maltempo. Un supporto concreto che vede un conto corrente dedicato proprio ai colleghi delle zone montane. Come Coldiretti Treviso abbiamo aperto un conto corrente dove chiunque può dare un segno di vicinanza, di affetto a una popolazione che è molto vicina a noi e perciò credo che sia un'occasione per dimostrare appunto che gli siamo vicini in questo momento veramente di grande difficoltà. Fa parte della nostra condizione che ci richiama però a una grande responsabilità nei riguardi della terra. Abbiamo bisogno di tenere un atteggiamento molto umile perché c'è molto ancora da fare e per quanto riguarda il rispetto della terra e per quanto riguarda il rispetto degli umani. Una piazza, quella scelta da Coldiretti Treviso, che onora il centenario della Grande Guerra e celebra la sua conclusione. E una piazza che per l'occasione si è tinta di giallo con i produttori di Campagna Amica Treviso. Campagna Amica c'è con tutti i suoi prodotti, questo è chiaramente il momento migliore per presentare quello che sono le eccellenze della nostra terra, per cui dai formaggi ai fiori, all'olio proprio qui di Ceneda, all'ortofrutta, ai marroni di Combay, tutto quello che l'autunno può regalarci proprio in un momento di cambio di stagione ma di grande ricchezza. Ricordo l'importanza di mangiare e di nutrirsi con cibi di stagione, dobbiamo prepararci a quello che è il cambio anche per il nostro fisico, per il nostro metabolismo, dall'alimentazione estiva ad un'alimentazione che ci prepara e ci porta verso il freddo, per cui acquistate dagli agricoltori perché loro sanno esattamente cosa offrirvi in questo momento e quello che arriva in questo momento dai nostri orti, dalle nostre campagne sono appunto la frutta, la verdura e tutti i prodotti che servono per prepararsi al meglio.